Ci vorrebbero degli strumenti più efficaci nei confronti dei ladri di quando li catturi, e forse la certezza e la pena piuttosto che lo sconto della pena nei propri paesi di origine, laddove non fossero italiani, potrebbero dare dei risultati migliori. Furti nelle abitazioni, l'escalation delle ultime settimane nella Marca trevigiana fa invocare ai sindaci misure di repressione più drastiche e maggiori fondi per mettere in campo uomini e mezzi. Primi cittadini chiamati in causa dal neoeletto presidente della regione Alberto Stefani, che proprio da Treviso ha annunciato di volersi recare al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al presidente ANCI Mario Conte, per fare il punto sulla sicurezza nel territorio e chiedere più risorse, facendosi portavoce delle istanze proprio dei sindaci, esasperati ormai quanto i loro cittadini. Siamo davvero diventati e arrivati ormai ad essere ostaggio di queste persone. Io credo che ci debba essere una risposta chiara, una risposta forte per dire stop e smetterla con questa situazione. Questi delinquenti vanno puniti, vanno buttati in carcere e la chiave va buttata via, perché siamo veramente stufi. Credo che questa situazione ormai sia diventata davvero insostenibile, è insostenibile per i cittadini, è insostenibile per noi comuni. Qui bisogna che ci sia una presa di posizione forte dalla politica nazionale. I delinquenti vanno puniti e vanno puniti in maniera ferma. Il tema dei furti ci sta interrogando e caricando di responsabilità come amministratori. Io, guardando un po' il ruolo da presidente di provincia, penso alla polizia provinciale, che è stata un po' depauperata delle proprie funzioni, ma potrebbe tornare utile per il controllo del territorio, laddove fosse messa nelle condizioni di fare un qualcosa di più rispetto che una vigilanza ittico-venatoria. E quindi auspico che ci sia un maggior coinvolgimento delle province nel governo delle comunità, perché possiamo dare anche delle risposte in termini di sicurezza. Se il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon ipotizza dunque l'impiego della polizia provinciale, a Mogliano il suo collega Davide Bortolato parla dello sforzo economico compiuto sul fronte della videosorveglianza e della polizia locale, ma i comuni con quello che hanno in cassa non possono fronteggiare il problema. Sicuramente vanno riservate più risorse, più contributi per quanto riguarda la sicurezza. È un tema molto sentito dai cittadini, e i comuni arrivano fin là, perché se c'è il caro vita per le famiglie c'è anche per i comuni. A Villorba, dove è attivo un controllo di vicinato con oltre 500 iscritti, al pattugliamento del territorio messo in campo dai carabinieri è stato affiancato quello serale della polizia locale. È chiaro che le pattuglie che girano di sera non possono girare di giorno, perché la spesa del personale nei nostri comuni ha sempre un budget, quindi anche qui un appello. In questo particolare momento di smarrimento anche da parte dei cittadini, credo che sia il caso di poter attuare anche qualche soluzione per alzare la spesa del personale dei comuni e poter assumere più vigili. Ma Soligo va anche oltre. Abbiamo un gruppo di protezione civile che conta 35 volontari, credo che se si potesse usare per un controllo del territorio, tra virgolette, non sarebbe male.